Attenzione, sponda montebellunese per la classifica, ma soprattutto per i tanti gol subiti negli ultimi incontri. Unica soluzione, continuare a provarci in casa, dove oggi arriva il mitidico Re e compagni. Buon futsal da Udino Baggio per Roploz. Da fuori ci può arrivare Garbuio, insiste il 17 e poi alla fine porta via il pallone. Il taglio di Bottega a liberare lo spazio per Garbuio, che va verso la porta. De Crescenzo alza la testa, lunga a cercare Baldassar, petto coscia di Fraccaro, allora Marson dal limite, Marson una finta, Marson! Una finta e poi palla sotto il 7, si sblocca l'incontro al Palamazzalovo, il gol del classe 05 Michele Marson. Brian Orsi lo aspetta Umana, Brian Orsi doppio passo, se ne va sulla destra, Brian Orsi cerca di incrociare, non è in avanti. Fraccaro e Garbuio, fuori il destro di Bottega, proprio il numero 8 a cercare il secondo palo, la soluzione vincente, ancora una volta Bottega da lì fa malissimo, pareggia la marca. Andrea Bottega, autore del gol del pari fin qui, Bottega vuole l'1-2 con Garbuio, ancora il destro di Bottega, De Crescenzo, manovra Fraccaro, a destra dove c'è Ismail Erragi, Bottega a fare un blocco, Erragi verso il secondo palo, si tuffa De Crescenzo, Correa cerca Brian Orsi, addomestica il numero 7, allora Brian Orsi arriva basso, ancora basso sul taglio, addosso a Bresolin, Brian Orsi due volte Bresolin, si supera il numero 1 della marca, una doppia parata da rivedere in un highlights, in slow motion, attraverso una mix card di Roploz. Umana va a destra dove c'è Patrick Lima, al centro si smarca Garbuio, Garbuio poi di nuovo da Lima, Lima De Crescenzo con un riflesso clamoroso, ma alla fine Lima si lancia su questo pallone, restato in aria, in zona vagante, Patrick Lima con il suo destro, fa 2-1, marca Fuzione di Marson. Allora da dietro Gudedi, sulla laterale di sinistra c'è Garbuio, Garbuio verso la porta, Marson, Zanchetta, è partito Baldassar, Zanchetta, palla splendida per Baldassar, Baldassar, palla che passa in qualche modo, e il Miti Vicinalis trova il pari, splendido lancio illuminante di Marco Zanchetta a servire Baldassar. Fraccaro, Bottega orizzontalmente, Bottega guarda in avanti, Ismail Erragi, palo, occasione per De Crescenzo, lungo direttamente però sul petto del giocatore avversario, Torresan vince ancora in palo, Torresan può comandare per il destro il numero 23 Fornasier, adesso la marca a cercare il gol del vantaggio, Gudedi, ancora Zandonà dal limite, grande azione, Garbuio, De Crescenzo, Bottega con l'esterno, vede alle spalle Garbuio, scucchiaia Garbuio per Patrick Lima, occasione marca, l'ultimo uomo perde il pallone, Baldassar, e allora Garbuio, una serie di finte di Garbuio, ubriaca l'avversario De Crescenzo. È trovato il numero 9 Cescon, c'è anche Zanchetta di fronte a lui, Cescon va sulla sinistra, palla al centro, il tocco di Zanchetta, ancora una volta il numero 11 decisivo, prima con l'assist per il gol del pari di Baldassar, adesso con il gol del 3-2. Per cercare Brian Orsi, passaggio che non arriva al mittente, allora Ismail Erragi ne supera 2, vince un rimpallo su Correa, poi si lancia per ripartire Cardellicchio, ci prova Gudedi ma non lo ferma, allora possibile contropiede, arriva come un treno, dall'altra parte Brian Orsi di fronte a Bresolin, Brian Orsi conduce orizzontalmente, Brian Orsi vede l'inserimento di basso, lo stop con il petto, Bresolin basso di nuovo con il petto involontario. Dietro dove c'è De Crescenzo, stop con il sinistro, guarda in avanti e palla lunga a cercare la spizzata decisiva del numero 5 Tommaso Basso, grande assist di De Crescenzo, piedino magico. Garbuio, la marca che a inizio secondo tempo è andata più volte vicina al gol del vantaggio, Gudedi, ancora Garbuio alle spalle, riflesso, Zandonà lungo, palla invece arretrata, Gudedi cerca la porta, De Crescenzo, rimpallo, Zandonà, la pressione di Brian Orsi, Zandonà cerca e trova Garbuio che si gira velocemente, traversa, incredibile. Bottega ancora in svantaggio di 2 la marca, aspetta il momento giusto, va a destra dove c'è Patrick Lima, dietro da Zandonà apre ancora dal destro di Bottega, i riflessi di De Crescenzo, palla messa al centro, confusione, poi Gudedi, Bottega, Zandonà orizzontalmente, Bottega non ha poi sovrapposizione, Bottega invece sceglie di andare dal compagno, riprende palla, va direttamente in porta, Zandonà, finta, Zandonà centralmente, Garbuio, palla che resta lì, Brian Orsi verso la porta, Zandonà insegue, ma non basta, il vantaggio aumenta ancora per la squadra ospite, questa volta è Brian Orsi a segnare il gol che vale 5-2, Dellicchio, uno sguardo al cronometro e finisce così l'incontro dal Palamazzalovo
Vince la squadra ospite 5-2 il risultato finale. Marca che più di altre volte è arrivata vicina al vantaggio, ma si è dovuta arrendere ai gol di Zanchetta, Basso e Brian Orsi.